La seconda corsa dall'Arcoveggio vede un miglio per 3 anni femmine, ritirate Buenavista e Dabi Etoile. Lo schieramento: 1 Docena, 2 Diamond Wisel, 3 Dance With Me, 4 Dina Vald, 5 Divine Matley. Pronostico che vede praticamente 3 cavalli molto vicini: Docena, Diamond Wisel e Dance With Me. In partenza la velocità iniziale di Divine Matley, che cerca di avvantaggiarsi ma subisce il rientro di Docena e Dina Vald, che si sistemano nelle prime 2 posizioni davanti a Diamond Wisel, mentre in ultima posizione c'è Dance With Me, che presto risale all'esterno. Primi 200 in 14,9 per Docena. Al largo si industria subito Dance With Me, che progredisce, raggiunge Dina Vald in seconda posizione e raggiunge il sediolo di Docena dopo 400 metri, completati in 31 esatti. Al largo intanto si muove anche Diamond Wisel, che segue direttamente Dance With Me, più indietro invece Divine Matley. 600 iniziali coperti dalla pariglia di testa in 46,8 e davanti alle tribune procede al comando Docena, all'esterno senza attaccare per il momento Dance With Me, ha in schiena Diamond Wise, mentre lungo la corda in seconda posizione si mantiene Dina Vald davanti a Divine Matley. Il quintetto procede abbastanza raggruppato dopo 1 chilometro di gara, coperto in 1:17,2. Insiste Dance With Me all'esterno di Docena, attacca a 550 dalla conclusione, impegna l'avversaria, che per il momento replica, scende in seconda posizione alla corda Diamond Wise, 400 alla conclusione, ora parziale in 14,7, siamo all'attacco della curva finale. Dance With Me ancora generosamente all'esterno di Docena, che replica, a contatto è sempre Diamond Wise, le altre hanno perso il contatto. Numero 5 completamento della curva conclusiva, ingresso addirittura d'arrivo, Docena in vantaggio. All'esterno ancora Dance With Me si ripropone, alla corda c'è Diamond Wisel, le ultimi 100 di gara con Docena un po' in difficoltà, insiste Dance With Me, finale con Dance With Me che sul palo forse appariglia Docena, molto vicine comunque le due, con Dance With Me che dà l'impressione di mettere qualcosa davanti, ma Docena è comunque lì a contatto e quindi strettissima la foto per la vittoria, con al terzo invece Diamond Wisel. Andiamo a rivedere, e sul palo probabilmente Dance With Me mette qualcosa davanti a Docena dopo intero percorso allo scoperto, un po' come l'ultima volta. Davvero molto molto generosa l'allieva di Luca Lovera, che dovrebbe aver vinto questa seconda corsa all'Arcoveggio. Aspettiamo comunque il responso del giudice d'arrivo. La vittoria comunque dovrebbe essere per il numero 3 Dance With Me, Luca Lovera in sediolo, Marino Lovera al training per la scuderia quiriniana.